Siamo anche oggi qui riuniti per far sapere a tutti che i risparmiatori veneti imbrogliati dallo Stato, dalle banche, dalla finanza, dalla politica, che non si interessa della vita dei propri cittadini, non si arrendono. Noi qui in piazza ci troviamo grazie al coraggio di Marin, alla sua determinazione, alla sua forza. Noi lo ringraziamo pubblicamente perché questo uomo deve essere un esempio per tutti noi. Bravo Marin! Il suo coraggio, la sua onestà, anche nel rifiutare l'aiuto economico che noi gli abbiamo offerto, ci deve essere da sprone in questa battaglia che è ancora lunga, ma sicuramente ci porterà alla vittoria. Grazie signor Avvocato. Grazie a te Mario. Grazie. Vi auguro di non sentire sulla pelle di nessuno quella che ho subito io, di non avere problemi. Vi auguro tutto bene del mondo. Grazie. A quelli che li conosco, a quelli che non li conosco, a parte delle persone che non sono per bene. A tutti gli auguro tutto bene del mondo. Che auguro per me e per la mia famiglia, auguro a tutte le persone per bene. Una riflessione da portarvi a casa, con la gente che incontrate per strada. Lui avrebbe più motivi di tutti noi per non essere qua e stare a casa sua, perché ha più difficoltà di tutti noi a muoversi e a fare tutto quello che noi facciamo. Lui invece con molta dignità è qua, si sta arrangiando, non sta chiedendo nulla a nessuno, a protestare per i suoi interessi e per i nostri. Ricordatevelo questo, perché se cerchiamo scuse per non portarci a casa i nostri diritti, le scuse le abbiamo tutti. Una famiglia, una casa, dei problemi, un lavoro. Ce li abbiamo tutti. Questo è il messaggio agli altri risparmiatori che questa sera non sono qui, non sono potuti venire qua. Ok? Non bisogna essere sempre pronti in ogni momento, però ci sono momenti in cui bisogna essere pronti a rispondere, perché i diritti ci sono oggi e domani no. Se non li difendiamo. Se non li difendiamo e non ce li portiamo a casa e non seguiamo l'esempio di chi ci dà l'esempio, rischiamo che oggi siamo messi male e domani saremo messi peggio. Ok? Quindi se chi trova scuse o vogliamo trovare scuse, le scuse ci saranno sempre. Impariamo da chi di scuse ne avrebbe più di noi, ma non le usa. Fa i fatti, è qua. Anche per quelli che sono al bar e hanno perso i soldi tanto quanto lui. Anche per quelli che sono a casa adesso e hanno perso i soldi tanto quanto lui. Lui ci sta mettendo la faccia e con intelligenza e dignità vuole portare a casa i suoi diritti e magari anche una parte dei nostri. Grazie mille. Ed ora due parole al nostro grande Walter, presidente del centro del primo soccorso, in stagione invernale noto come Vladimir. Allora, sono a casa mia, ma sono in una zona minata. Allora posso dirvi che intanto sono orgoglioso di vedere anche che arriva dei giovani, e questo non è altro che l'inizio dell'affluenza di giovani, perché più giovani che portiamo e meglio è, perché non altri, visto che è successo sul nostro caro Veneto, quello che abbiamo subito sarà scritto sui libri di storia, ma ricordatevi una roba importante, che sui libri di storia vuoi che sia scritto che i nonni e i zii veneti ha combattuto per questo crimine finanziario. Ho finito. Bravo. Per concludere, ricordate che nella storia Milano non ha mai piegato il Veneto. Duri ai banchi!
domani. No, e allora Proviamo. io ho detto, Se la minaccia, no, io ho detto alla sicurezza che era qua presente. Le qua. si fabula, ecco. Domani dica al direttore Giorgio che prepari un tavolo per domani sera per un brindisi, deve essere presente anche lui e deve pagare loro, perché non dobbiamo essere, come si può dire, ostili a chi che amministra, perché sono delle pedine mosse dall'alto. Noi dobbiamo colpire molto in alto, ma uniti, dobbiamo essere uniti. Va bene. Avvocato, Bluni. Posso dire una cosa? Oggi ho parlato con tanti esponenti di questo nostro diffuso mondo dei risparmiatori nel resto d'Italia, in Puglia, in Toscana, ho parlato con rappresentanti della Banca di Chieti. Tutta Italia ne guarda con ammirazione. Le difficoltà che incontra le altre persone nel resto dell'Italia le stesse che vanno altri, però loro non ha la capacità di organizzarsi. Noi altri veneti, ancora una volta, si devono dare un grande insegnamento di civiltà, di organizzazione a questa nazione che purtroppo è messa davvero male. Se teniamo duro, possiamo fargliela, e possiamo fargliela per noi altri e per tutti quelli che soffrono come noi, e specialmente per le generazioni future, perché questa società, così come che l'è organizzata, non ha futuro, ed è il nostro dovere come cosiddetta classe portante, per fare un riferimento di tipo zoologico, è il nostro dovere di classe portante porre le condizioni perché il futuro sia migliore o quantomeno non sia peggiore di quello che vuoi vedere noi. Grazie a tutti. Quindi Sindaco Montebelluna domani, che la prossima volta torneremo.